Si chiama Seracco ed è una parte di ghiacciaio staccatosi dal blocco originario. Il suo crollo può diventare devastante, come è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 3 luglio, quando una enorme massa di ghiaccio, neve, detriti e sassi, precipitata dalla Marmolada tra Punta Rocca e Punta Penia, tra le province di Belluno e Trento, ha travolto oltre una trentina di escursionisti. Devastante il primo bilancio: 6 morti, diventati 7 nel primo pomeriggio di lunedì 4, ed una decina di feriti, tra cui 2 tedeschi, un paio dei quali gravi e soprattutto una ventina di dispersi. Tra le vittime 3 italiane, 2 guide venete ed un cittadino della Repubblica Ceca. I sopravvissuti, distribuiti tra gli ospedali della provincia autonoma di Trento, del Bellunese e di Treviso, sono soprattutto vicentini, padovani e trentini. La Procura di Trento, competente territorialmente, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'accusa di disastro colposo. Le elevatissime temperature in quota degli ultimi tempi possono essere tra le concause all'origine di una tragedia altrimenti difficilmente spiegabile, o come detto probabilmente emblematica dei tempi meteorologici in cui viviamo, che rischiano entro il 2050 di lasciare la Marmolada addirittura senza più un ghiacciaio. Intense le ricerche con elicotteri e droni per individuare chi non risponde all'appello, interrotte nella tarda mattinata di lunedì per il maltempo che ha costretto anche l'elicottero che trasportava il premier Mario Draghi a dirottare verso Trento. A valle, nel punto da cui partono tutte le escursioni, le auto parcheggiate ed il lavoro dei soccorritori, vigili del fuoco e protezione civile è quello di abbinare gran parte delle vetture ancora parcheggiate con una o più delle persone coinvolte nel terribile episodio.